Sono qui con Ivano Vetere, DS della Super Giovane Castelbuono. Ivano, che sapore ha questa impresa? Questa è un'impresa che dedico a tutti i ragazzi che fino ad oggi, dal 31 luglio, non hanno mollato un secondo. Dedico questa impresa al mister, allo staff, a tutta Castelbuono. Oggi abbiamo dimostrato che ce la giochiamo con tutti. Avevamo di fronte una signora squadra, l'Atletic Palermo, che è stato costruito per ben altri obiettivi. Ci siamo giocati sia all'andata e sia al ritorno e non abbiamo rubato assolutamente nulla. Rispetto all'andata, oggi cosa c'è stato di più? Ma penso che all'andata siamo soltanto stati penalizzati dai piccoli errori individuali, ma nel computo totale delle azioni da gol, e oggi poi venivamo anche da 2 sconfitte in campionato, avevamo voglia di staccare questo grande traguardo che è la finale del nostro girone e la semifinale regionale. Castelbuono non è mai arrivata a giocarsi questo. Super Giovane Castelbuono che ha rallentato un po' nel campionato perdendo contro due signore squadre come Sciacca e Favara, adesso arriva il Geraci. Quale sarà secondo te l'atteggiamento che si deve mantenere per arrivare pronti a questa gara? La fame è quella che ci contraddistingue da quando abbiamo cominciato a lavorare. Noi penso che dall'inizio campionato abbiamo sbagliato forse una partita, che poi ce la siamo giocata con tutti, e quindi questa settimana l'avevamo preparata sia per la Coppa e ora ci concentriamo sul derby col Geraci. Loro vengono da un bel periodo e noi dobbiamo riprendere il percorso interrotto qualche settimana fa, anche in campionato. Sono qui con Salvatore Mamone, il vice allenatore della Super Giovane Castelbuono. Mister, la Super Giovane Castelbuono riesce a rimontare il risultato dell'andata, passa il turno e adesso andrà a giocare la finale del proprio girone contro una tra Mazzara e Sciacca. Sì, al di là della qualificazione, che per noi è veramente importante, i ragazzi hanno fatto una prova eccellente. Dal primo minuto abbiamo provato a dettare i nostri ritmi, dominare la partita. Dal primo minuto ci siamo riusciti, poi nell'unica occasione che abbiamo subito hanno fatto gol, la squadra non si è disunita, la squadra ha ricominciato a giocare. Prima dell'intervallo abbiamo trovato il pareggio, questo ci ha dato la spinta di continuare sempre con l'equilibrio per non subire il secondo gol. Abbiamo trovato il 2-1 che ci ha permesso di gestire la partita fino alla fine. Secondo me assolutamente la qualificazione è meritata. Circa qualche settimana fa parlavamo delle qualità da parte di Suarez, che oggi è stato determinante per il calcio di rigore poi trasformato da Reynoso, ma tutti i giovani quanto stanno crescendo in questa società? Sì, Suarez, come dici bene, tutti i giovani stanno crescendo, con l'aiuto dei grandi che li stimano sempre durante gli allenamenti, le correzioni che facciamo durante gli allenamenti per gli errori che ci sono naturalmente come in tutte le partite, le analizziamo, vediamo le cose positive, le cose negative e lavoriamo su queste per migliorarci sempre.